Cari amiche, ben ritrovate. Con questo video, questo pomeriggio, vi parlerò di un esperimento che ho realizzato, un esperimento che è riuscito abbastanza bene, sono molto soddisfatta. Una mia carissima amica Maddalena, il mesetto scorso, mi ha chiesto: cioè, Rossella, anche se so che non è il tuo genere, tu tratti altro, crei altro, dice, io volevo fare per il mio bellissimo bambino, volevo realizzare delle scarpine. Tu potresti realizzarmele? E le ho risposto: Maddalena, non è il mio genere, non l'ho mai fatto, non ho mai realizzato abbigliamento per bambini, quindi non ti saprei dire. Invece l'esperimento è riuscito perfettamente. Maddalena è rimasta soddisfattissima, le immagini poi sono state viste anche da altre mie amiche alle quali sono piaciute, hanno voluto realizzate a loro volta altre scarpine con cappellini, e quindi la cosa mi ha convinto a creare una nuova linea, la linea di bebè personalizzata. Vi faccio vedere cosa in questo momento ho a disposizione, cosa ho appena realizzato per questo mesetto estivo. E allora, per quanto riguarda la bimba, la bambina, vi faccio vedere questo cappellino in puro cotone, il sopra traforato in maniera che la testa respira al bambino, alla bambina in questo caso, con delle definizioni, questi fiorellini con delle perline applicate, e questo laccetto che può eventualmente servire per stringere la calotta del cappellino della bimba. A questo cappellino ho abbinato queste scarpine. Di qua ho ripreso nuovamente come bottoncino, ho ripreso nuovamente la perlina, ho ripreso il fiorellino che ho messo nel cappellino, e queste scarpine quindi sono coordinate con il cappellino. Versione passeggio. Se invece vogliamo fare versione estiva, versione mare, ecco qua che cosa ho realizzato: delle deliziose infradito. Guardate che sono graziose, soletta a contrasto, perline tutte qui nella bacchettina, questa si sbottona, e quindi con le scarpine infradito da passeggio passiamo a versione mare, versione sole. Questo per quanto riguarda linea bimba per le femminucce. Per il maschietto in questo momento non ho realizzato, oltre a quello che ho confezionato per la mia amica, non ho realizzato altro. Sempre per femminuccia abbiamo quest'altra versione, bianco e azzurro, cappellino sempre tutto lavorato, tutto traforato, lavorato anche da questa parte, questo fiorellino con questo passante con tutte le perline coordinate con queste scarpine infradito,
cappellino. Cari amiche, un piccolo esperimento riuscito e ho intenzione di continuare su questa linea anche adesso in inverno, quindi creare delle copertine, creare delle scarpine, stivalettini, anche delle mantelle o dei fasciacolli con cappuccio. Cercherò di sbizzarrirmi in qualcosa di invernale anche per i nostri neonatini. Grazie sempre per l'attenzione, arrivederci.